Buongiorno, siamo qui sulla strada del vino dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Io sono Luigina e sono qui per presentarvi la nostra azienda agricola e ristorante Casale Cianor. La nostra azienda nasce nel 1990 e siamo partite io e altre due sorelle, Margherita ed Emanuela. Dopo un po' di anni si è unita anche la più giovane, Carolina. L'azienda agricola già esisteva prima e ci siamo specializzati in diversi allevamenti, in particolare l'oca e l'anatra. Allevamenti che per il momento abbiamo dismesso per fare dei lavori in azienda. 3 anni fa infatti abbiamo deciso anche di separare le due aziende, quindi di trasformare quello che era l'agriturismo in ristorante. E in tutti questi anni abbiamo fatto tantissime cose, tantissime attività, tra cui anche abbiamo avuto le stanze per 12 anni, abbiamo fatto i corsi di cucina, e abbiamo fatto parecchie cose e una che stiamo continuando a portare avanti è la trasformazione dei prodotti della nostra azienda. Il prodotto di punta da sempre è il pestat, che è questo insaccato fatto a base di verdure e lardo di maiale, che veniva utilizzato nell'antichità come condimento di base per arrosti, carni, anche minestroni, e noi l'abbiamo un po' riscoperto e l'abbiamo un po' valorizzato, tanto che è diventato dal 2006 presidio Slow Food. Questo insaccato viene utilizzato sia come condimento, come dicevo, ma anche come sugo. Con l'aggiunta di salsa al pomodoro diventa un buon soffrittino e con questo noi condiamo sia la pasta ma soprattutto anche gli gnocchi. Vi invitiamo quindi a venire ad assaggiare tutti i nostri piatti qui a Casale Cianor.